risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Va ora in onda Spazio Più. Buonasera a tutti, Spazio Più, professionisti e imprenditori uniti qua su RPL. Chi vi parla, il vostro sparacazzate preferito Federico, dall'altra parte del Canyon legnoso Federico, ma abbiamo già un piccolo problema tecnico dovuto alla diretta. Vediamo se ora riesco a fare il miracolo che... Ok, ci siamo, risolto, quindi Federico risolve le cose a Federico, sono io quello che risolve le cose, Federico che è seduto dall'altra parte del Canyon legnoso, che sta in regia. Lo ringraziamo, il mio caro omonimo, no uomo sessuale, tutte queste cose qua. Allora, tra l'altro c'è il DDL Zan che aleggia, tanto per stare in tema. Vi rammento il numero della detta, lo 0266203529, e il gabibbo che vedete alle mie spalle, per i nostri più accaniti fan che ci seguono sempre su YouTube, non è il gabibbo, è il presidentissimo dei professionisti e imprenditori uniti, Mimmo Magnetta. Buonasera a tutte e a tutti. Che mi ha appena dato una testata, grazie Mimmo. Ma soprattutto abbiamo un graditissimo ospite, un amico ormai storico dei professionisti e imprenditori uniti. Storatevi le orecchie, questa sera abbiamo in radio Antonio Fellone, segretario nazionale aggiunto del SINAP, Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria, perché le novità che arrivano dal mondo della giustizia, ma soprattutto dal mondo delle carceri, e purtroppo sono novità non sempre belle, anzi, insomma non ci si annoia mai nel mondo penitenziario italiano, e quindi qua abbiamo Antonio che ci racconta un sacco di belle cose che se non vi raccontasse Antonio da qua, da RPL, ben pochi saprebbero. Sì, ho fatto giusto, segretario generale aggiunto capo cubo scelto del SINAP. Sì. Capo cubo è bellissimo. Capo cubo scelto. Buonasera. Barba fatta e anfibi lucidi. Buonasera a tutti, grazie sempre a RPL, grazie a Mimmo, grazie a te per lo spazio che ci dedicate, perché è fondamentale, è importante che anche la polizia penitenziaria faccia sentire la propria voce, visto che spesso noi siamo messi in un angolino, veniamo attaccati, e infatti io di questo proprio oggi voglio parlare, perché mi è stato sottoposto un giornale che sinceramente io non ho mai letto e non credo mai neanche come un mai giornale di meraviglioso dell'ingegnere De Benedetti, come dice il nostro caro amico Silvio D'Arcore, la tessera numero 1 del Partito Comunista. Appunto, abbiamo detto tutto. No, vabbè, il del quotidiano che parliamo è il quotidiano Domani, che io non ho mai letto e non credo mai di leggere. Il giornale dell'ingegner Carlo De Benedetti. Perfetto, dopo che ha venduto Repubblica alla famiglia Elkann. Ok, niente. Ma credo che lo leggono solo loro sto giornale, per quello che guarda, veramente mi è stato sottoposto oggi, è veramente un qualcosa di vergognoso, perché io chiedo a Domani, ai giornalisti del Domani, noi siamo qua, perché non sentono anche noi? Apri la prima pagina, una lettera riapre il caso della strage misteriosa nel carcere di Modena, quando il GIP comunque su Modena a giugno è stata archiviata, no? Sì. È stata archiviata l'indagine, perché assolutamente non è successo nulla da parte della polizia. C'è un giustizialismo osceno da parte di un giornale che dice di essere garantista. E continuiamo a leggere, 24 ottobre 2021, una lettera riapre il carcere della strage misteriosa. Strage misteriosa per che cosa? Perché lì ci stavano rimettendo a vita i nostri colleghi, perché forse qualcuno dimentica quello che è successo a Modena. È solo alla grandissima, tanti ci sono i video, basta andare in rete, si trovano tantissimi video, un carcere assediato quel giorno, no? Solo grazie, ripeto, al grandissimo ricordiamo il 9 lavoro. marzo a tutti che ci fu un'ondata di rivolte in tutti i carceri dello Stivale. Per sedare quella rivolta, per rimettere a posto la situazione su Modena, sono intervenuti comunque i colleghi di tutta la regione Emilia Romagna. Attenzione, sono arrivati dal vicino
vicino carcere di Reggio Emilia, da Piacenza, da tutta l'Emilia Romagna hanno dato una mano, perché la situazione veramente era diventata assolutamente ingestibile. Ripeto, per chi volesse, online si trovano i video di parte di quella rivolta per vedere solo all'esterno cosa stava accadendo, no? L'operato dei nostri colleghi, i detenuti erano arrivati quasi all'esterno del carcere, siamo stati aggrediti, e nonostante questo, nonostante la grandissima professionalità dimostrata dal reparto di Modena, che io ho il piacere di conoscere personalmente, veramente uno per uno, tutti i poliziotti modenesi, che sono veramente persone in gambe, soprattutto persone serie, e ancora oggi dobbiamo leggere queste situazioni qui, veramente un qualcosa di orrendo. Sì, ma perché comunque c'è il garante dei detenuti e molti giornalisti che dicono che buona parte delle persone che sono morte a Modena sono morte perché hanno ingerito quantità enormi di metadone. Hanno sfondato la porta dell'infermeria, hanno iniziato a bere. Sono persone tossicodipendenti. Certo. Questo si trova in carcere, la maggior parte purtroppo sono storie di droga, perché la droga ti fa fare reati per procurarti la droga, così spieghiamo anche gli amici a casa. Ma il problema è che parlano chi disconosce del tutto la storia, quello che è successo a Modena e quello che è successo in tantissimi istituti italiani, perché quello che è successo a Modena, ripeto, è successo a Bologna, è successo in alcuni istituti del sud, dove gli ambulatori e i reparti ambulatoriali degli istituti sono stati presi d'assalto e sono stati svaligiati, cioè il metadone è stato fatto fuori in un attimo, e quindi purtroppo per loro, cioè voglio dire, è andata male e sono morti. Perché adesso far ricadere o cercare o accusare continuamente la polizia penitenziaria? Il garante dei detenuti dice che la polizia penitenziaria doveva mettersi in piena rivolta davanti all'infermeria e impedire ai detenuti di sfondare la porta dell'infermeria. Ma il garante dei detenuti era presente quel giorno a Modena? No, ovviamente no. Era presente quel giorno a Bologna? No, secondo me stava a Roma, forse era al ristorante, però... Sì, non era presente a Salerno, non era presente a Foggia, non era presente in nessun altro istituto, a Bologna, a Milano, San Vittore, dove hanno dato fuoco tutto. Quindi è troppo bello parlare da fuori, da casa, disconoscendo del tutto quella che è la realtà che hanno vissuto i miei colleghi. Ripeto, io sono orgoglioso in questo momento di parlare di Modena, perché veramente Modena è un reparto top, veramente. Io voglio solo ricordare che c'è stato un funzionario, l'attuale vicecomandante di reparto, che nonostante avesse il piede spaccato ha continuato a lavorare, è stato sul pezzo finché tutto non è tornato, tra virgolette, nella normalità. Poi si è fatto refertare, cioè solo questo dovrebbe far pensare. A me spiace, ripeto, invito i giornalisti di domani, ma non credo che... Però invito i giornalisti di domani di fare qualche domanda anche ai rappresentanti delle forze di polizia, non solo ai parenti dei detenuti, perché io non lo so se si può vedere, io leggo, voglio far inquadrare questa immagine dalla televisione e si vede, no? Perfetto. Cioè, la lascio così, la zooma il regista. Sì, ecco, Federico sta zoomando per i nostri aficionados. Sì, chi dalla TV può guardare, è un qualcosa di veramente schifoso, perché comunque forse qualcuno mette, no, il rispetto per la polizia penitenziaria. Ecco, ora sentite il bello della diretta, e non c'è nemmeno il rispetto per il lavoro della magistratura, che ha ritenuto opportuno archiviare, visto che non ci sono né prove né colpevolezza che, come dicono i parenti dei detenuti e i detenuti stessi, sia stata la polizia penitenziaria a uccidere queste persone, perché qua siamo ad accuse gravissime. Ma non scherziamo, qua tutti i giorni dobbiamo fare la conta, da Bolzano fino a Canicattì, tutte le aggressioni che subiamo, tutte queste situazioni, ma che fai? Ma scherziamo veramente? Si disconosce quella che è l'umanità del corpo di polizia penitenziaria. Noi che lo conosciamo bene, il corpo di polizia penitenziaria, soprattutto conosciamo l'umanità che contraddistingue tutti i nostri colleghi. Queste cose ci fanno incazzare, perché sono incazzato, sono incazzato perché basta, cioè veramente ogni giorno siamo messi alla gogna, ogni giorno nessuno che comunque una parola a favore del corpo di polizia penitenziaria da parte di giornalisti, o in questo caso o altri casi giornalai, perché comunque io credo che prima di fare uscire o prima che emerga la notizia vada a approfondire a 360 gradi, perché non possiamo sentire una sola campana. Sempre di questo giornale voglio parlare una cosa. Magari c'è un interesse economico dietro a tutte queste attacchi, forse qualcuno vuole dare i carceri in gestione a qualche cooperativa amica di qualche partito. È brutto da dire cose del genere, però sospetto... No, ma più che altro la vedo più come una cosa politica più che economica, dai, non scherziamo, perché poi vado a pagina 3 sempre di questo famoso giornale di domenica 24 ottobre che io 2021. non comprerò mai, ci mancherebbe però altro. costa solo 1,30 euro. 1,30 euro ci pago il e caffè. 20, dicono Mimmo della regia, dice 1,20 euro. 1,20 euro preferisco pagarlo
preferisco spenderlo per un caffè o lo do a mia figlia che compra i merendine a scuola alle macchinette. Poi leggo sempre lo stesso giornale un articolo, un'intervista al ministro Cartabia contro la violenza in carcere, le body cam per gli agenti. Questo è un qualcosa di veramente scandaloso. Cioè, perfetto, stiamo spendendo un sacco di soldi, vogliono spendere un sacco di soldi per acquistare le body cam. A che cosa servono le body cam? Per chi non lo sapesse, nei reparti detentivi sono presenti le telecamere, ma non solo nei reparti detentivi, ormai in carcere sembra di stare il Grande Fratello, quindi non servono veramente a nulla. Cosa devono servire? Comunque tutto registrato, perché certo, assolutamente fanno tutti i processi sulla carta, poi andiamo a vedere le prove vere e proprie, non c'è nulla. Filmati di mattanze o cose non esistono. Assolutamente. Quindi questo io vedo un'ulteriore mancanza di rispetto verso delle persone che indossano la divisa con onore e dignità. Quando possono indossare la divisa, perché qua il ministero vuole comprare delle body cam, e quando lì volevo non arrivare, veste nemmeno. Volevo arrivare lì. Spendono i soldi, oppure è in preventivo, perché ancora speriamo che non lo facciano, perché veramente non serve a nulla, quando poi noi siamo senza divisa. Ok? Ma questi soldi invece non si possono spendere, ma magari per il taser, che è un qualcosa che serve realmente al corpo di polizia penitenziaria, che è uno strumento atto a difenderci, non ad attaccare, a difenderci, perché solo chi lavora in un istituto penitenziario conosce realmente quello che accade nel quotidiano, quando hai a che fare soprattutto con detenuti psichiatrici che ti aggrediscono, che hanno in mano di tutto, capite? E mettono a repentaglio la tua di vita. Ok, allora in quel momento tu come li puoi contrastare? Sti soldi li vogliamo spendere, ma spendiamoli per il taser. Ma che dobbiamo fare che i bodycam? Per i mezzi, per la formazione, perché si parla di formazione ovunque, eppure che io sappia la formazione nel mondo penitenziario è molto scarsa, anzi se non nulla addirittura, non esiste un manuale operativo. Appunto. Appena succede qualcosa, cosa bisogna fare? Appunto è quello che dico io. Volevo leggere un altro trafiletto per pensare quello che pensi tu, Antonio. L'Italia è uno dei soli 5 paesi dell'Unione Europea che non prevedono l'identificabilità delle forze dell'ordine, nonostante esista una raccomandazione europea del 2011 sull'obbligatorietà del numero identificativo per gli agenti. Proposte di legge sull'introduzione di questa forma di identificazione per la polizia sono state introdotte nella scorsa legislatura, ma non sono mai uscite dalla discussione in commissione e restano ancora bloccate quelle avanzate dal radicale Riccardo Maggi e da Giuditta Pini del Partito Democratico. Quest'ultima chiedeva anche l'introduzione delle body cam, oltre a quelle di cui ha parlato la Cartabia. Quindi si vuole mettere pure un codice che renda identificabili gli agenti nelle sezioni. Ma guarda, in un paese dove c'è una cosa che si chiama mafia, associazione mafiosa, certo. Dove e qua ci mi sono sembra, minacce. ma veramente con tutte queste cose, se tu leggi sti giornali, ripeto, mai letto e mai perderò tempo a leggerlo, se leggi sti giornali sembra che veramente il mondo si è capovolto. Ok, dalla prima pagina alla seconda, alla pagina 3, sembra che i delinquenti sono quelli che indossano la divisa. Cioè, ti rendi conto, no, dove siamo arrivati? Cioè, dove siamo arrivati? I delinquenti sono quelli che indossano la divisa. Cioè, noi dobbiamo fare prevenzione sulla polizia penitenziaria. Questo è un atto di prevenzione verso la polizia penitenziaria, la professionalità della polizia penitenziaria. Per loro non esiste, perché si pensa a spendere soldi, un atto di prevenzione. Ma stiamo scherzando? La prevenzione va fatta per i delinquenti, non per i poliziotti. Ma questo lo dico per i colleghi della polizia penitenziaria, per i nostri colleghi, ma lo stesso discorso vale per chi lavora in strada, per le altre forze di polizia. No, per la legalità, perché qua si capovolge l'onere. Mannaggia la miseria. Cioè, veramente ti fai una domanda. No, ma ti fai una domanda, ma a sto punto, ma chi è che ha commesso dei reati? I delinquenti chi sono? I poliziotti penitenziari, i detenuti che stanno lì a scontare una pena, magari pure ergastolani o spacciatori, che per colpa di questi spacciatori qualche nostro fratello, sorella, cugino, figlio ha perso la vita. Sono loro o sono quei poveri cristi, cioè noi, che per 4 soldi al mese mettono anche a repentaglio la propria vita o qualsiasi altra cosa, perché non è che ti devono solo ammazzare, perché sì, parliamo anche i propri matrimoni, perché qua nessuno lo dice, ma c'è un tasso purtroppo di divorzi, di distruzione delle famiglie elevatissimo, dovuto anche allo stress che si prova. Sì, ma assolutamente, ma è quello che il governo lì deve intervenire. Sì. Ma non posso leggere contro la violenza in carcere le body cam per gli agenti. Cioè, ma tu stai facendo prevenzione sulla polizia penitenziaria? Ma la prevenzione non va fatta
contro i detenuti, contro i delinquenti, contro la polizia penitenziaria. Dobbiamo prevenire che succedano altre rivolte come il 9 marzo, dobbiamo prevenire che la polizia penitenziaria vada a lavorare. Cioè noi diamo per scontato questa cosa qua, che la polizia penitenziaria è formata da un corpo di delinquenti. Cioè questo è un qualcosa che veramente non possiamo far passare. Però quando Assolutamente. c'è da mettere in carcere i Novax o i fascisti va tutto bene. Certo, ma veramente, guarda, a me quando ho letto No, anche questo va detto, no? Visto che hanno gioito, qualcuno comunque... Quando ho letto sto giornale veramente mi sono venuti i brividi. Sì, perché poi la mannaggia. terza pagina gioisce per gli arresti di Castellino e Fiore. Sì, Per sì, carità, sì, ci sì, dissociamo sì. da questa gente, però la legge e l'ordine o valgono sempre o non valgono a targa alterne, insomma. No, ma veramente questo deve far riflettere. Guarda, anche se il regista, Federico, grazie, sei un grande. Mi zoom a st'articolo, veramente deve far riflettere. Poi metteremo tutti i link degli articoli perché sicuramente si trovano anche su Fallo internet. vedere su quella telecamera. Certo, eccolo. Tac. Sentite la voce da Bauscia Milanese del nostro regista. Ecco. Contro la violenza in carcere, le bodycam per gli agenti. Chissà quanto costa una bodycam. Quindi in opera di prevenzione va fatto verso la polizia penitenziaria e non contro chi ha rapinato, ha scippato, spaccia droga, ammazza le persone, violenta i minori. Quindi l'opera di prevenzione va fatta contro la polizia penitenziaria e non contro la delinquenza. Cioè, bellissimo, veramente. Sì. Il mondo si sta capovolgendo. Ma poi parliamo Il mondo- anche, a proposito del mondo capovolto, di una novità introdotta da poco, sia che quando si fanno le perquisizioni generali, la direzione del carcere, comunque il comandante di reparto, deve avvisare tutta una serie di figure, tra cui il garante dei detenuti. Questa è un'altra cosa che veramente deve far riflettere. Che non è una Veramente figura istituzionale. Cioè voglio- mi arriva una soffiata che all'interno di una sezione, di un reparto, cioè, ci potrebbe essere una pistola, ci potrebbe essere droga. Io devo fare una perquisizione straordinaria anche, si chiama proprio straordinaria per questo, perché non programmata, e quindi magari la fai perché ti è arrivato qualche notizia o qualcosa, o delle indagini hanno portato a capire che magari all'interno di quella sezione ci possa essere una pistola, un coltello. Io un coltello, Come è successo, un coltello ci sono, prima devo chiamare Frosinone. certo, prima devo chiamare a destra, poi devo chiamare un garante dei detenuti che mi autorizza. Cioè, capito? Nel frattempo la pistola è andata, il coltello è andata, la droga è andata. E la legalità pure, perché comunque quello che dobbiamo dire alle persone a casa è che nei carceri Ma- accadono centinaia, forse migliaia di reati ogni giorno, che è anche difficile perseguire perché hai un sistema che ti rema contro. Ok. Sappiate che gira la droga, cioè c'è uno spaccio di No, droga, secondo me- girano lami, coltelli. Secondo me è un discorso che è approfondito, Sì. e debba mettersi al centro di tutto il progetto la polizia penitenziaria, perché forse qualcuno non lo sa, quei pochi non lo sanno, non l'abbiamo denunciato da mesi, no? In radio soprattutto. Il nostro è un corpo vecchissimo, e gli si chiede il mondo a queste persone. Mancano assunzioni, ma ne partono 650. A proposito, ne approfitto per fare in bocca al lupo ai miei colleghi che sono partiti ieri. 650 adesso, dobbiamo sperare a Dio che ne partano qualcun altro per fine anno, ma rispetto a quelli che comunque stanno andando in pensione o rispetto a un corpo veramente vecchio. Ma Cioè, abbiamo una chiamata, quindi come da buona usanza qua su RPL, la tua radio, mandiamo immediatamente in diretta l'ascoltatore. Buonasera, chi è, da dove chiama? Buonasera, sono Pasquale e lavoro a carcere di Brescia. Ciao Pasquale, buonasera. Ciao Antonio. Innanzitutto non buttare il giornale perché ho comprato una voliera e mi serve per metterla sotto. Noi ovviamente il ci giornale dissociamo che da hai appena certe, letto da certe illazioni. La cacca degli uccelli sporca dappertutto, insomma con quel giornale potrei essere più pulito, insomma. Niente, io ti ho chiamato per dirti che sono completamente d'accordo con tutto quello che dici e come si potrebbe andare contro a quello che dici, visto che è la verità. Ed è la verità per un semplice motivo, perché tu sei con noi e quindi assapori, senti la passione che abbiamo noi per il nostro lavoro e soprattutto il dolore che abbiamo per i nostri problemi, e quindi per forza la verità, perché se tu sei con noi lo vedi ogni giorno quello che ci succede nel quotidiano. Ci vorrebbe anche
ce ne vorrebbero tante di cose, non solo la bodycam. Mi ha fatto sorridere questa storia qua della bodycam, perché ci vorrebbero, con quei soldi bisognerebbe dare per esempio un sostegno psicologico ai colleghi, per esempio si potrebbe acquistare un taser, si potrebbe acquistare le divise, Si potrebbero ristrutturare le caserme, lo posso questa è dire. la differenza tra Antonio Fellone sta sempre con noi. Mi sentite? Sì, vai Pasquale, vai. Pronto? Sì, no, ti sentiamo Pasquale, vai. Pronto? Ne abbiamo perso Pasquale. Pronto? Abbiamo perso Pasquale, il bello della diretta. E insomma anche Pasquale dice, quei soldini si potrebbero fare tante cose, perché abbiamo anche un problema secolare di edilizia penitenziaria, cioè abbiamo strutture carcerarie, per dirla proprio in termini volgari, che fanno acqua da tutte le parti, ma nel vero senso della parola, dove si congela l'inverno e si muore l'estate di caldo, e dove stanno sia gli agenti di polizia penitenziaria sia i detenuti. Cioè Ecco, ma perché non vi concentrate su queste cose qua? È perché questo non fa audience. C'è il Perché secolare piano di edilizia penitenziaria, ci sono istituti tra cui- penitenziari che veramente c'è di nuovo Pasquale. Cioè, istituti penitenziari, scusami Pasquale, finisco questo concetto, che veramente sia i detenuti, ma soprattutto i poliziotti lavorano in condizioni disumane, perché comunque è la struttura che non ti permette altro. Intervenite su queste cose qua, ma quando io devo leggere che si stanno investendo dei soldi per le bodycam mi fa veramente ridere. E come rido io, piangono 38.000 persone che appartengono al corpo di polizia penitenziaria, perché sono pronto a scommetterci una sola persona, un solo collega che ti dice sono d'accordo con le bodycam. Vai, continua Pasquale, perdonami. Certo, io non ho perso il segno, nel senso che non so quando è caduta la linea, però volevo essenzialmente dire, il concetto è questo: la differenza tra Antonio Fellone e il ministro, per esempio, o chi per lui, qualsiasi sottosegretario, è che concetti stramballati come la bodycam può venire solo a loro. Chi sta in mezzo a noi deve e sente soltanto il problema vero, effettivo. Non so se mi avete sentito perché cosa si potrebbe spendere i soldi. Grazie mille Pasquale. Buona serata, grazie di essere intervenuto. Grazie, ciao Pasquale, l'abbraccio. Ricordiamo anche il numero della diretta, lo 0266203529, ripeto 0266203529, martedì 26 ottobre alle 18:56. Stiamo parlando un po' del sistema carcerario penitenziario italiano, che purtroppo è osceno, e tra l'altro c'è una bellissima trasmissione che fanno su D-Max che parla proprio del sistema carcerario americano. Uno dice che schifo l'America, spesso e volentieri lo guardo e vedo che invece sono più avanti, ed è molto più umano il carcere là, anche a livello di struttura, risorse, lavoro, anche per i detenuti, rispetto invece a quello che accade qua. Cioè, mentre qua si va purtroppo molto spesso e volentieri sull'approssimazione, ci si deve inventare giorno dopo giorno, minuto dopo minuto il lavoro. Io ho notato che negli Stati Uniti c'è tutto un addestramento e un modus operandi molto ben consolidato. Cioè là sia i detenuti sia gli agenti sanno benissimo quello che devono fare, quando lo devono fare e come lo devono fare. Ma ti ripeto, ci sarebbe bisogno di qualcuno che si interessasse realmente di quello che è il mondo carcere e della polizia penitenziaria, perché noi oggi qua stiamo rappresentando la polizia penitenziaria, ci pensano altri a rappresentare magari qualcun altro, visto che rappresento solo esclusivamente qualcun altro, la stragrande maggioranza. Quindi è un corpo che va ringiovanito. Noi purtroppo, ahimè, il nostro corpo è vecchissimo e il nostro lavoro è veramente difficile. Solo chi lo fa nel quotidiano sa realmente la difficoltà di fare il nostro lavoro. Quindi noi, più di appellarci al ministro, al capo del dipartimento o al governo, che noi abbiamo bisogno di personale, di strutture adeguate, di mezzi atti a difenderci
non ad attaccare, a difenderci. E secondo me il taser è fondamentale rispetto a tutto quello che accade nel quotidiano nelle carceri italiane. Però questo lo possiamo urlare noi, perché noi conosciamo la realtà. Questi signori, invece di andarsi a fare i giretti a destra e manca, che venissero un attimo a passare 6, 7, 8/10 ore negli istituti penitenziari, magari si rendono conto. Ma vogliamo parlare dell'assenza totale di benessere del personale di polizia penitenziaria? Assenza totale, non ce n'è. Veramente. Io voglio dire una cosa, il nostro corpo, la stragrande maggioranza dei poliziotti che prestano servizio al sud sono del nord, al nord sono del sud, no? Ok. C'è stato mai un progetto di edilizia penitenziaria riguardante gli alloggi per il personale di polizia penitenziaria? No. Si paga l'affitto nelle caserme. Le caserme, ma perché non si fa un progetto in ogni singola regione di edilizia penitenziaria, costruzione di nuove abitazioni, prezzi ad hoc per i poliziotti che fanno dei sacrifici abnormi, che devono partire dal sud, vengono a vivere al nord? Sappiamo bene lo stipendio nostro qual è e sappiamo bene quella che è il costo, il tenore della vita, soprattutto in città come Milano, Torino o altre, che comunque è caro. Cioè facciamo un progetto di edilizia penitenziaria, costruiamo delle case, mettiamolo comunque a disposizione dei poliziotti. Cioè, bisogna creare, e ad oggi c'è un'assenza totale, perché soprattutto, ripeto, sul benessere del personale l'interesse è pari a zero. Grazie Antonio, piccola pausa, pubblicità e torniamo subito qua su RPL, la tua radio, Spazio Più. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiorpl.it. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? Abbonati a RPL, la tua radio. Visita il nostro sito radiorpl.it. Con il tuo contributo tieni alta la tua voce libera. Come ascoltare RPL, la tua radio? Semplice. DAB+, la radio digitale. Canale 740 della TV digitale terrestre. Smartphone e tablet. Scarica l'app di RPL, la tua radio per Android o iOS. Smart speaker Amazon Alexa. Installa la skill per Alexa di RPL, la tua radio e prova a dire: Alexa, apri RPL, la tua radio. Dal tuo computer puoi ascoltarci sulla web radio o web TV o in auto su Android Auto o Apple CarPlay. radiorpl.it. Semplice. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? E rieccoci qua, Spazio Più, professionisti e imprenditori uniti. Ritorniamo con il nostro grandissimo ospite della serata, Antonio Fellone, segretario generale aggiunto del SINAP, Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria, di cui stiamo parlando ovviamente del sistema penitenziario qua in Italia, di quello che sta accadendo. Non ci si annoia mai. Passiamo immediatamente in diretta. Grandissimo arriva adesso. Sì, se lo mandiamo però come da tradizione, perché abbiamo questa brutta abitudine che noi, questo brutto vizio, che qua su RPL siamo tradizionalisti e quindi la tradizione mandiamo immediatamente in diretta la chiamata dell'ascoltatore. Buonasera, chi è, da dove chiama? Buonasera, sono Walter da Milano. Prego Walter. Volevo un saluto al vostro ospite, ma ho sentito una cosa che, per carità, io sono sempre stato per le forze dell'ordine e ne ho fatto parte, quindi assolutamente rispetto alle forze dell'ordine. Ma sul fatto dell'edilizia popolare, per l'edilizia penitenziaria, come si vuole chiamare, che ha appena parlato il vostro ospite, vi ricordo che la gente, dipendenti comuni, gente che lavora normalmente a Milano, ha i stessi stipendi delle forze armate. Quindi parlare di agevolazioni per questa cosa, o ce l'hanno tutti o non ce l'ha nessuno, scusate. Questo rispetto enorme per le forze dell'ordine, ma su rispetto per tutti, però non ci devono essere differenze. Grazie, buona serata. Grazie, la ringrazio. Sì, le rispondo velocemente, ma noi non cerchiamo assolutamente. Io parlavo di privilegio e altro, io parlavo di edilizia convenzionata
con degli accordi con degli imprenditori, lo può fare il Ministero della Giustizia, lo può fare un privato, lo può fare chiunque, trovare degli accordi per l'edilizia convenzionata, perché ripeto, il 90% dei nostri colleghi vengono tutti dal sud. Sappiamo, la vita è cara, ma è cara per un poliziotto, è cara per un meccanico, è cara per l'idraulico. Io parlavo nel mio settore un'edilizia convenzionata mi perdoni, tutto qui. Adesso arriva il grandissimo, però che poi non è un settore come gli altri, ma un settore molto particolare. Abbiamo flotte di auto blu e nessuno dice niente. Beh, lo dico io che è vergognoso. Ministeriali che hanno stipendi da capogiro senza aver fatto nemmeno i concorsi da dirigenti. Anche qua chiudiamo la parentesi. E quando si parla di edilizia penitenziaria si parla di ristrutturare i carceri in Italia che cadono letteralmente a pezzi, con problemi di sovraffollamento, e siccome purtroppo chiunque può finire in carcere, è giusto dare una struttura funzionante che pagano i contribuenti e che sia nel miglior stato possibile questa struttura qua. Beh, vedere i carceri e le caserme che cadono a pezzi non è una cosa dignitosa. E ecco cos'è l'edilizia penitenziaria, lo spieghiamo agli ascoltatori. Ma passiamo immediatamente l'ospite, chi meglio di lui conosce tutte queste cose, quindi. Della serata, quindi non voglio sbagliarmi, dovrebbe essere il presidente segretario nazionale segretario, sì, che qua ormai giustamente... Allora in linea abbiamo il segretario generale del SINAP, il dottor Roberto Santini. Buonasera Roberto. Chiedo venia. Sei inceppato Federico, Roberto? Buonasera Federico, buonasera a tutti voi. Ciao Antonio. Ciao Robby. Il top, insomma, dai, una persona che ha il sangue blu, che ama la divisa, ama la polizia penitenziaria, ama difenderla che c'è tanto bisogno, quindi non è il top, è una persona che si dedica tanto agli altri, alla divisa che per 40 anni indosso e il top nell'organigramma dell'organizzazione. Ma nella nostra organizzazione, certo, nell'organigramma, certo. Nell'organizzazione siamo tutti bravi, siamo tutti uguali. Io mi complimento con te, con Federico, con tutte le persone che ci stanno vicino e che comunque rappresentano l'organizzazione veramente a testa alta. Ho sentito il vostro ascoltatore su quello che è l'edilizia penitenziaria. Io non vorrei dimenticare delle che sono le cooperative, le cosiddette cooperative rosse, hanno iniziato da quella parte, no? Il fatto che comunque noi, la parte del settore, noi comunque siamo poliziotti e un sindacato di categoria che giustamente Antonio Fellone rappresenta, che per questa categoria sarebbe giusto un'edilizia di settore, sarebbe giusto degli asili nido per i figli dei poliziotti, insomma, come per la polizia penitenziaria, per la polizia di Stato, per il meccanico, per l'idraulico, insomma, è un'organizzazione, cioè il sindacato arriva all'obiettivo quando effettivamente arriva a certi traguardi, no? L'edilizia penitenziaria, l'edilizia di settore è un obiettivo che il sindacato si dà, ma come la riforma della custodia penitenziaria, no? Ho sentito Federico che parlava dei nostri penitenziari vecchi e stravecchi che cadono a pezzi. È vero, il penitenziario è un luogo di pena, è un luogo dove la società si avvicina soltanto in determinati momenti, più lo tiene lontano, un luogo di pena, un luogo di disgrazia, dove c'è comunque la persona che ha fatto un reato da una parte e c'è stanno i picchiatori dall'altra. Così si avvicina la società al carcere, no? Non sanno, però non pensano che la polizia penitenziaria è chiamata purtroppo dove lo Stato, dove le istituzioni falliscono. Loro falliscono perché se noi abbiamo una percentuale altissima di popolazione detenuta, specialmente negli ultimi 10 anni, forse dobbiamo fare una riflessione su come funzionano queste istituzioni. Quindi sono sempre del parere, dove gli altri falliscono, a noi chiedono i sacrifici. Questo è quanto, quindi niente Antonio, a te la parola, perché non voglio togliervi. No Roberto, io volevo... Posso dire una cosa velocissima? No, comunque non è un lavoro come gli altri, ripensando alle parole del nostro ascoltatore, nonché amico Walter, no. Perché farsi 30 anni di carcere, ecco, io non lo augurerei al mio peggior nemico, anche se ci esci fuori la sera. Ma non è il fatto.
Sai, il fatto è che noi gestiamo veramente le risorse umane, no? Nel senso che noi comunque gestiamo, è vero, sono detenuti, ma sono uomini, sono persone che comunque hanno sbagliato. Aver sbagliato non è soltanto quello che vende la cocaina o quello che fa la rapina. A volte può capitare a chiunque che guida la macchina, ficca sotto un pedone e viene in galera. No? Io non dimenticherò mai, ho fatto il comandante di un istituto della Lombardia per un periodo, per parecchio tempo, e quando era il venerdì a sera portavano detenuti, erano tutti ragazzetti, 19, 20, 21 anni, insomma, maggiorenni, che poi venivano processati per direttissima il lunedì, il martedì, e questi ragazzetti quando entravano comunque erano detenuti, comunque andavano all'interno della sezione detentiva. Poi che abbiamo di iniziativa con il direttore preso delle posizioni, quindi non li facevamo entrare all'interno in contatto con i detenuti anziani, perché in quel momento il ragazzetto 20 anni, 21 anni poteva essere palestrato quanto vuoi, ma era una persona debole, quindi la prima persona che si avvicinava era il detenuto, ma era 20, 30 anni, 15 anni di galera, che offriva la sigaretta, e quel ragazzo se ne andava, il giorno dopo scriveva, insomma iniziava un rapporto, ma non che non doveva, e che purtroppo poi abbiamo notato che se ne approfittavano, quindi chiedevano, facevano mandare dei soldi, delle cose, quindi era tutto un giro un po' particolare. Quindi noi facciamo un lavoro particolare, il nostro è un lavoro veramente particolare, noi gestiamo la sofferenza, la vediamo tutti i giorni, quelle persone che stanno là dentro. Purtroppo il sindacato e quindi la polizia penitenziaria giunge a certi obiettivi, a certe soddisfazioni, quando effettivamente riesce al cambiamento. Noi dobbiamo cambiare e dobbiamo, insieme alla politica, questo modo di custodia. Non tiene più il carcere in questa maniera, non tiene più una sezione con 70-80 detenuti e il poliziotto che sta là dentro, non tiene, perché in quei 70-80 detenuti abbiamo varie categorie di detenuti, varie situazioni mentali, quindi abbiamo il pazzo, abbiamo il tossico, abbiamo l'extracomunitario, quindi con varie culture, quindi il poliziotto, noi siamo pagati, la nostra missione è quella della vigilanza, quella della sicurezza, quella della custodia, non proprio quella della rieducazione o quella di gestione della persona che non sta bene con la testa. Quella dovrebbe fare un psicologo, la dovrebbe fare il medico, la dovrebbe fare l'educatore, l'assistente sociale, quelle figure che mancano. Ecco perché noi facciamo un lavoro particolare, perché noi siamo medici, perché noi siamo assistenti sociali, perché noi siamo educatori e siamo anche poliziotti, cioè questo è il lavoro particolare, perché mancano le figure essenziali. Quando noi diciamo che il sindacato arriva a determinati obiettivi quando cambia qualcosa, e questo noi chiediamo allo Stato e chiediamo alla politica, cosa volete dalla polizia penitenziaria, qual è il nostro lavoro? Perché non inseriamo all'interno delle sezioni queste figure? Se noi vogliamo effettivamente la rieducazione, l'obiettivo di portare il detenuto, il condannato a una persona normale, una persona che quando esce lavora, ci vogliono delle figure professionali, non ci vuole solo la polizia penitenziaria, ci vuole l'educatore che faccia l'educatore all'interno della sezione, insieme ai 50, 60, 70 detenuti. Non ci deve essere il poliziotto che apre e chiude la cella, ma ci deve essere l'educatore, ci deve essere l'assistenza sociale, e devono fare tante attività, cosa che non si fa. Ecco perché mancano, perché noi parliamo di polizia penitenziaria, non qua rappresentiamo la polizia penitenziaria, ecco perché facciamo Mi prima il ricorda discorso. un po' la locandina dell'arruolamento degli agenti di custodia, che diceva cerchiamo uomini speciali per un incarico speciale. Ma oggi Perché è in diventato effetti un di quello incarico si parla. speciale, certo, assolutamente, oggi ancora di più, e ci sono fortissime carenze, perciò prima io parlavo del discorso, quando ovviamente il radioascoltatore ha frainteso quello che intendevo io oggi qua sto rappresentando con il segretario generale, con te, un corpo di polizia, quindi in questo caso io parlo per la polizia penitenziaria, ma quella sorta di convenzione, quella sorta di edilizia convenzionata si può fare con tutti i settori, però ripeto, io oggi qua sto parlando di polizia penitenziaria. La finanza, guarda, la finanza è famosa per questo, ma chiudiamo la parentesi, non vogliamo Roberto, fare... io volevo chiederti una cosa. Noi abbiamo aperto la trasmissione leggendo un giornale che io fino a un'ora fa disconoscevo, e fortunatamente si chiama Domani. Ho i brividi.
Ok, perfetto. Non so se è lo stesso articolo che ho letto io, non so se è lo stesso. Sì, Contro domenica la 24 ottobre 2021, contro la violenza in carcere, le body cam per gli agenti. Quindi l'opera di prevenzione si fa a carico della polizia penitenziaria, no a carica dei detenuti. Questo è un qualcosa di veramente triste. Questo in loro però aprono in prima pagina una lettera, riapre il caso della strage misteriosa nel carcere di Modena, tornando al discorso delle rivolte. Quindi è un qualcosa veramente di allucinante. E qua loro parlano di un incontro, c'è stato il ministro Cartabia che è stato alla festa del giornale e dice contro la violenza in carcere, le body cam per gli agenti. Cosa ne pensi? Io il mio pensiero già l'ho espresso. Io non so a che serve, a tutela del poliziotto o per il controllo del poliziotto, sinceramente non ho capito a che serve. Leggendola come intende il giornale, a controllo del poliziotto. La ministra è carina, è una donnina molto molto carina, l'intelligenza, ma non sa che cos'è il carcere la nostra ministra. La nostra ministra lo so, non so nemmeno se è mai entrata nel tribunale, vi dico la verità, immagina nel carcere. E andava nel carcere di Santa Maria Capua in un momento particolare e ha proposto l'aria condizionata in un momento particolare, quindi non so che dirti Antonio, cioè la realtà penitenziaria è una realtà particolare, dura, ce ne sarebbe bisogno di tanto Antonio. La prima cosa che ci sarebbe bisogno, dico, dobbiamo capire qual è il nostro lavoro che noi dobbiamo svolgere, perché non si capisce più. Antonio, non escono più circolari, non escono più direttive dell'amministrazione. Antonio, noi dobbiamo dire grazie continuamente ai nostri colleghi poliziotti che riescono a portare avanti il penitenziario. Cioè oggi i nostri poliziotti che non sono più padroni di fare un'attività di polizia giudiziaria, prende certe posizioni, perché comunque la politica, la società stessa ci ha messo all'angoletto con Carlo Del Zito. Antonio, noi possiamo mettere tutti i mezzi e strumenti che vuoi, io sono del parere che secondo me dovremmo mettere i primi mezzi e strumenti è una videosorveglianza, perché non è che ci dobbiamo nascondere, abbiamo paura del lavoro che noi svolgiamo, però è giusto che la società venga a conoscenza di quello che noi facciamo tutti i giorni, di quanto è duro, quante cose dobbiamo andare giù, ma non perché dobbiamo andare giù, perché vediamo gente che soffre, Antonio, pure noi, siamo uomini anche noi. E poi andando avanti, vediamo che questa amministrazione non funziona, l'amministrazione giustizia non funziona. Vediamo che c'è gente nel penitenziario, ho visto stanno fare delle proposte di legge addirittura che all'interno anziché dei circoli si parla, se c'hai un reato superiore a 5 anni da una parte, sotto i 5 anni c'hai quell'altra, ma queste sono proposte che vengono fatte da persone che non conoscono il penitenziario. Queste sono proposte politiche di un certo livello, Antonio, cioè chi non conosce il penitenziario giornalmente fa proposte così, tanto per dire, insomma, non per occupare qualche riga di giornale o qualche secondo in televisione, ma realmente del carcere non conosce proprio nulla. Non conosco. Antonio, io oggi ho letto un altro articolo, penso proprio della tua provincia, se non vado errato, della provincia di Brescia, dove parla di quel poliziotto penitenziario che nel 2001 se non vado errato, quindi o nel 2011, insomma 10 anni fa, 9 anni, 10 anni fa, 2011, ho capito a che articolo ti riferisci, il 2011. Attentato? Ha sventato un'evasione su 3 detenuti, 2 li ha presi, 1 è scappato e dopo 10 anni oggi il fatto non sussiste perché comunque l'avevano messo alla berlina, l'hanno condannato, lo volevano sospendere e tutto si adesso. Questo poliziotto che io conosco perché io già all'epoca facevo il sindacalista per il SINAP e con il SINAP e ero sul posto quando è successo il fatto, quel poliziotto da quel giorno a oggi è letteralmente cambiato perché con la giustizia, con le cose, ti dirò di più, oggi è stato riformato dal corpo della polizia. Non so se la causa la attribuisco a quello, ma la potrei attribuire benissimo a quel fatto, perché quell'uomo, quel poliziotto da quel giorno gli è letteralmente cambiata la vita, gli è letteralmente e ha fatto il suo dovere. L'amministrazione era assente, Antonio. Sì, ricordo bene, Robby, ricordo bene. È il 2011, certo, eravamo lì insieme. Oggi se non vado errato, c'è stata la sentenza del fatto che non sussiste. Per 10 anni quel ragazzo che ha avuto la spada di Damocle sulla testa,
per 10 anni, caro Antonio. Dottor Santini. E purtroppo non è l'unico caso, Sì, ce ne sono sì. tantissimi. A proposito di Antonio questo, non è l'unico caso. E purtroppo quel ragazzo oggi è riformato. Sì. Oggi è riformato per cuore e cose varie. Da quel giorno non dormiva più, Antonio. Sì, Così, la conosciamo tanto- bene quella storia lì, non è noi il nostro- l'abbiamo non è il seguita. nostro lavoro. No, non è il Siamo, nostro lavoro. siamo felici dell'epilogo perché non è solo il nostro rappresentante, Bene, non è io solo ti una dico- persona vicina a io- noi, ma è una persona per bene, una persona che noi vogliamo realmente bene perché è una persona per bene. Io sfido, Antonio, chi è dell'amministrazione, a prescindere dagli amici, colleghi e il sindacato, chi gli è stato vicino, chi è dell'amministrazione che mi ha chiamato oggi dicendo complimenti. Il fatto non sussiste, sei una persona in gamba, sei una persona seria, perdonaci se abbiamo pensato male. Chi l'ha fatto? Nessuno. Chi lo fa? Questo è così come siamo trattati comunque. Andiamo avanti, dimmi Federico caro. sì, allora tutti i sindacati di Polizia Penitenziaria hanno dichiarato lo stato di agitazione. Facciamo un riassunto degli ultimi accadimenti. C'è stato un incontro con la ministra Cartabia, se non erro, addirittura i sindacati avevano chiesto il azzeramento dei vertici del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dopo una serie di fatti gravi, tra cui quello di Frosinone, dove sembra tipo la telenovela, che sto facendo il riassunto dell'ultima puntata, dove... Federico, sì, però No, volevo sapere un po', il ministro in questo incontro ha promesso delle assunzioni, però da quello che ho capito i sindacati non hanno trovato le risposte che cercavano dal ministro, o mi sbaglio? No, non ti sbagli. Il sindacato, o meglio il ministro o l'amministrazione di per sé non ha dato nessuna risposta. Ha previsto degli aggiornamenti in 5 anni, quindi da qua al 2026. Quindi immaginiamo. Abbiamo parlato su quello che è la riforma del sistema penitenziario, perché loro hanno mandato una circolare sulla riforma del sistema penitenziario, una circolare fatta così a braccio, e quindi il riferimento che facevo prima, no? Quando fanno delle proposte e non sanno com'è il penitenziario. Purtroppo non abbiamo ottenuto tanto perché comunque è uno Stato di per sé quello assente, lontano, la politica è lontana dal problema del penitenziario. Quindi abbiamo preso una posizione, aspettiamo ancora delle risposte perché il Ministro si è riservata entro il 28-29 dovranno delle risposte, ma sicuramente daranno risposte. Non ci aspettiamo più di tanto, Quello che noi speriamo e che invidiamo alla ministra è su questa riforma penitenziaria. Noi abbiamo bisogno della riforma, quindi la riforma della riforma. Abbiamo questa esigenza. Quando parliamo di sindacati, io vorrei fare veramente un passaggio. I sindacati sono... Mi senti? Sì, stiamo ascoltando con attenzione. I sindacati rappresentativi sono 7, tutto il resto che fanno tanto casino e tanto fumo e niente arrosto sono soltanto quelle pseudo organizzazioni che infastidiscono anche la politica, no? Nel senso che comunque noi abbiamo sindacati, quelli che si spacciano in televisione per grandi sindacati che rappresentano loro stessi, insomma, quelli sono effettivamente la rovina, anche perché poi comunque chi non conosce il mondo sindacale sente il segretario di quel sindacato che rappresenta se stesso, insomma, quella è un pochettino la rovina. Fortunatamente questa volta il ministro non li ha invitati, perché c'è stato un invito poco tempo fa che hanno invitato circa 40 sigle sindacali, da civili, polizia penitenziaria, educatori, cioè una cosa che non è impossibile. Questo è un problema serio per la nostra amministrazione. Comunque, niente, non abbiamo ottenuto niente, Federico, non abbiamo ottenuto ancora niente. Noi ci aspettiamo, ecco l'arruolamento che abbiamo, noi abbiamo forte carenza di personale, di organico, penso quelli che i ragazzi che vengono assunti non riescono nemmeno a sostituire gli anziani che vanno in pensione, specialmente negli ultimi 2 anni. Nei futuri 3 anni vanno via quasi 9.000 persone. Io non so come sostituiranno 9.000 persone in 3 anni, diventa quasi impossibile questa cosa. Questo è quanto passa il corpo della polizia penitenziaria, ormai è un corpo vecchio, comunque se non si mette in testa di lavorare, ma non 600 persone, quando hanno 6.000 persone da
allora andiamo, se no non andiamo da nessuna parte. Se voglio un carcere che funzioni, corpo vecchio e carente. Sì. Fosche nubi si addensano. Corpo vecchio e carente all'orizzonte, purtroppo. Sì, Antonio, corpo vecchio, gli arruolamenti dell'84, dell'85, dell'83 che arruolavano a centinaia e centinaia di persone, migliaia di persone l'anno, non ci sono più, Antonio, non ci sono più, è inutile che non ci sono più. Noi abbiamo bisogno di personale, abbiamo graduatorie, abbiamo personale idoneo, abbiamo personali ex militari, ne abbiamo di tutti i tipi, non li assumono. Antonio, non li assumono, abbiamo questi ragazzi ex militari. Sì, tantissime graduatorie che poi nel quotidiano, no, ci scrivono, ci chiedono informazioni. Ma non diamo manco più risposte perché non riusciamo, Antonio. Il problema è che non le abbiamo noi le risposte, Robby, da chi li dovere, quindi di conseguenza, siccome che noi, io parlo in questo caso di te che sei il segretario generale, di noi che rappresentiamo la seconda organizzazione a livello nazionale, ci riteniamo persone serie e quindi non giochiamo, no, sulle speranze delle persone. Noi non gli diciamo bugie o chissà quel cosa, noi ad oggi possiamo dirgli che nonostante le nostre richieste noi non otteniamo risposta. Ovviamente l'auspicio nostro è quello che quanto prima comunque facciano nuove assunzioni scorrendo queste graduatorie, perché c'è un'esigenza reale, ripeto, come dicevi tu prima, il nostro con un corpo vecchio, l'ho detto pure io prima, Antonio, il nostro corpo purtroppo avevamo pochissimi ragazzi giovani, pochissimi. Antonio, noi andiamo bene, in un anno, nel 2022 dovremmo arruolare 5.000 persone, allora sì. Se arruoliamo così 600, 700, 600, cioè e se ne congedano 1.000, Antonio, ma non sostituiamo nemmeno il vecchio, non lo sostituiamo più, non vengono sostituiti. Abbiamo una carenza forte di personale, Antonio, tantissima. Assolutamente, infatti è quello che dicevamo prima. Comunque, Roberto, intanto grazie per questo passaggio, perché comunque ci ha fatto veramente piacere. Noi ci tenevamo, è un po' che te lo chiedevamo. Grazie per la grande disponibilità. Ricorda che la nostra società ha bisogno del poliziotto penitenziario, forse un modo differente, con una formazione differente, è lì che dovrebbe puntare la nostra amministrazione, ma vedo che sulla formazione non punta. Abbiamo bisogno di un poliziotto penitenziario differente, formato in un'altra maniera, ma abbiamo comunque bisogno del poliziotto penitenziario. Siamo il carro trainante della giustizia e questo non lo devono dimenticare nessuno. È proprio da qui, da quel Ministero della Giustizia, che qualche segnale dovrebbe arrivare e che non arriva. Allora una domanda, Robert, visto che ci stiamo per salutare, però una domanda nasce spontanea. Ma siamo proprio così sicuri che noi dobbiamo essere costretti a stare nel Ministero che gestisce anche i detenuti? Ma Antonio, la voglio chiudere così. Sì, no. Io sono del parere che il nostro ministero è un buon ministero, un ministero importante, un ministero ricco, ok? Il nostro ministero però deve entrare nell'ottica che c'è un corpo di polizia, quindi il corpo di polizia deve essere comandato e gestito non da un capo del dipartimento che tra 6 mesi va in pensione, 8 mesi va in pensione, da persone giovani che vogliono coinvolgere la polizia penitenziaria nella crescita del corpo e non la possibilità di carriera per alcuni magistrati, cioè la possibilità di soldini per alcuni magistrati. Può esserci una riforma che porterebbe magari... Antonio, metti un capo del dipartimento giovani e che ci vuole far crescere il corpo, diamo la possibilità, spendiamo i soldi bene, i soldi dell'amministrazione penitenziaria in una certa maniera, facciamo un'organizzazione con un programma da qua a 10-15 anni, non a braccio. E questo è il problema, Antonio. Diamo l'istituto penitenziario in mano a persone, a professionisti, non al dirigente penitenziario che è diventato dirigente generale, dirigente superiore con una nomina politica e non perché se l'è guadagnata sul campo. Antonio, ma noi abbiamo dei dirigenti che veramente fanno l'acqua da tutte le parti. Infatti è quello che dicevi prima, e io mi voglio riallacciare a quello che dicevi prima. Non sono i nostri dirigenti, non sono, io parlo di dirigente penitenziario. Non è dirigente penitenziario perché è arrivato concorsi, come dicevi prima tu, assolutamente è diventato dirigente generale, dirigente tramite la nomina politica, caro Antonio, gente che veramente non, secondo me
Che cambiano 2-3-4 anni. Io invece proporrei un'altra cosa, visto che comunque le riforme si fanno, perché Roberto a capo del corpo di polizia penitenziaria, come negli altri corpi, non ci può essere un appartenente al corpo e quindi una persona che mostra assolutamente interesse per il corpo di polizia. Niente, la regia lo scopriremo solo vivendo. Vabbè, ma questa è solo la prima, poi ci risentiremo. Basterebbe passare dall'improvvisazione alla professione, che già tanto per fare uno slogan veloce. Appunto. Roberto, grazie di tutto. Noi ci sentiamo presto. E viva il SINAPPE sempre. Buon lavoro, viva il SINAPPE e viva la polizia penitenziaria. Giusto, assolutamente. Ok, un abbraccio, ciao Roberto. Grazie a tutti, grazie ad Antonio Fellone, segretario generale aggiunto del SINAPPE. Sì, lo faccio concludere. No, volevo solo ricordare sinappe.it, cioè il tempo. Sinappe.it, Facebook Sinappe Segreteria Generale, Instagram Sinappe Segreteria Generale Polizia Penitenziaria, mio Antonio Fellone e la mia pagina Antonio Fellone. Viva il SINAPPE e viva la Polizia Penitenziaria. Buona serata a tutti. E viva RPL, ciao! Sempre.